Brava. Buonasera a tutti dallo stadio di Bagnoli di Sopra, Maurizio Sacco, Mhm. e siamo qui in diretta per il recupero della 16ª giornata di ritorno del campionato Under 19 regionali. Oggi si giocherà appunto a Bagnoli la partita a Bagnoli contro Rovigo, mentre le altre partite si giocheranno domani. Domani quindi ci sarà Bevilacqua contro il Vignasego, Casalserugo contro la Vittoriosa, Portoviro contro il Cavarzere, Duomo contro il Bovolone, Monselice Arienese, Union River Abano e Union Vislen di Nara Legnaro. La classifica vede al primo posto il Lendinara a 66 punti e il Vignasego a 63, l'Abano a 49, l'Union River a 47, a pari punti Legnaro e Monselice a 46, la Vittoriosa a 40, a seguire il Rovigo, scusate, la Vittoriosa a 44 e il Rovigo a 40. Bagnoli subito dietro di noi ad un punto. Vediamo questa sera come evolverà la partita. Comunque le due squadre giocheranno in maniera abbastanza serena perché ormai sono salve. Qui con me questa sera ormai l'immancabile Marco, lo zio, Ciao a tutti. che volentieri si presta a queste cronache sportive, che è molto più bravo di me anche, decisamente. I ragazzi stanno entrando in campo, anzi sono entrati, abbiamo anche in campo questa sera il mitico Paolo, siamo contenti di averlo qui con noi. Ecco i ragazzi, formazione per il Rovigo: Rossi, Fensi, Zanca, Campion, Savioli, mm, Paltanin, Zago, Schiesaro, Scaranello, Polichetti e Meneghello. Un minuto di silenzio per Papa Francesco. Non ho quello del Bagnoli. Ce l'ho. Subito in avanti il Bagnoli, lancio lungo, lotta Campion per proteggere la palla, esce il portiere, uscita bassa.
esce Rovigo, palla al piede. Rossi cerca in profondità Polichetti che si invola, anzi no, l'11 Paltanin. Accorcia Rovigo in pressione, palla lunga, prolungata di testa, Campione cerca di contenere l'avversario che allarga il Bagnoli che attacca sull'out di destra, punta l'avversario, si accentra, cerca un traversone per il compagno, palla al centro, Rossi, palla in mezzo, riescono a liberare con un po' di difficoltà. Paltanin si gira, non si accorge del rientro del difensore, palla in verticale, Campione controlla in avanti verso Polichetti che però non riesce a intervenire, manovra l'11 del Bagnoli che allarga verso un compagno che cerca un controllo difficile con il colpo di tacco, buona copertura di Scaranello, rimessa laterale. Cerca palla in verticale, Polichetti gira al centro per il compagno, Rossi esce, palla al piede, guadagna metri, palla in verticale sull'out di sinistra, buona l'idea, peccato. Palla dietro al portiere del Bagnoli che rilancia lungo, palla in verticale, controllo infelice della difesa, si gira, cerca un appoggio dietro, Polichetti si prodiga per difendere la palla, però buona azione individuale del terzino sinistro che poi cerca anche un tiro interessante, non inquadra lo specchio della porta. Piccolo commento sul campo, davvero bello questa sera, uno dei Se lo meritano, se lo più meritano. bei campi che ho visto Finalmente finora. un campo dove si può giocare a calcio. Si abbassa Meneghello per ricevere palla, viene incontro un compagno, manovrano i ragazzi di Rovigo, ancora palla verso Meneghello, si propone Campione, non viene servito, rischia di andare in fuorigioco, continua a manovrare Rovigo, cerca di far uscire gli avversari, buon giro palla, alla ricerca di uno spazio, rimane largo sull'out di destra, perde l'attimo, buono il lancio del compagno, buona copertura di Scaranello, la palla esce. Rilancia lungo, lottano sulla palla, fallo, ci sta. Cerca di prendere campo il Bagnoli, salgono i lunghi, il pallone verrà verosimilmente lanciato al centro. Palla al centro, in profondità, la palla passa, la recupera il numero 4 che si accentra, non riesce a trovare un appoggio, si propone, poi che ingaggia un 1 contro 1 in velocità con l'avversario che riesce a rifugiarsi in fallo laterale. Buona copertura del terzino. Pallone esce dal campo, la rimessa è più avanti, chiede la conferma posizione dell'arbitro, palla in verticale, la palla filtra, calcio d'angolo. Angolo! Chi lo batte? Meneghello.
Salgono i colpitori del Rovigo, sale Campion, sale Rossi. Dai ragazzi. Peccato, peccato. Peccato. Campion non ha trovato il tempo e se n'è inserito poi Lotto Schiesaro che non trova la palla. Giro palla del Bagnoli con i centrali, ora cercano verosimilmente un lancio lungo, ecco che parte, palla dalle parti di Campion che controlla, cerca l'appoggio del compagno, invece decide di procedere da solo sul lato di destra, cerca un pallone al centro che non trova i compagni, però si inserisce Polichetti che entra in area, va al tiro, buona copertura dell'estremo difensore del Bagnoli, era una buona occasione. Ancora lancio lungo del Bagnoli, controlla Rossi, non trova un compagno, si appoggia su Zanca, Rossi, ancora Savioli, cercano di far uscire gli avversari. Meneghello, palla per Polichetti, detta il passaggio, il compagno ma non viene servito, esce palla al piede, il centrale difensivo. Continuano a manovrare i ragazzi del Bagnoli che allargano la palla sul lato di destra con cambio gioco a cercare il numero 7, palla troppo lunga, rimessa al fondo. Riparte Rovigo, Rossi, palla in verticale, buona copertura del centrale del Bagnoli, Campion sorveglia la palla uscire e si appresta a rimettere in gioco. Tende il movimento dei compagni che avviene in questo momento, palla in verticale, da solo può controllare palla Paltanin, insegue la palla, non abbiamo visto cosa è successo ma verosimilmente la palla è uscita, tant'è che Campion va a rilancio, mette giù la palla, Paltanin, contrasto un po' rude, palla dietro verso il 5 del Bagnoli che cerca un cambio gioco, lancio molto lungo, controlla il compagno, si parte Zago su un'incomprensione dei giocatori del Bagnoli e guadagna un buon calcio d'angolo. Salgono nuovamente i colpitori del Rovigo. Bagnoli tiene comunque due giocatori in avanti, movimento a centro area, vediamo qualche sbracciata, palla bassa, l'arbitro ha visto un fallo di Rossi, verosimilmente nel momento in cui cercava di smarcarsi. Si riparte con un calcio di punizione giocato subito dal Bagnoli. Manovra Bagnoli con la retroguardia, giro palla, palla sul terzino che ora non trovando spazi fanno ripartire il giro palla, palla sulla destra, prepara il lancio lungo che parte in questo momento, Rossi ha spazio e tempo per controllare, però il suo colpo di testa finisce sui piedi di un avversario, palla in verticale verso sul 7, affrontato da Campion che ne limita la giocata, riesce comunque a mettere al centro, giro palla ancora del Bagnoli, cerca lo spazio per andare al tiro e buona conclusione
altrettanto buona copertura di Fezzi. Poteva essere che insidioso questo tiro. concede in calcio d'angolo, sì. Movimento centro area, parte il traversone, mette fuori bene il Rovigo, che non riesce però a riconquistare la palla, che viene rimessa nuovamente al centro, fuori gioco di rientro. Si sistema Fenzi la palla per andare al rinvio. Gioca la palla a Rovigo. Cercano di far uscire gli avversari. Meneghello che si arrischia in un dribbling. Sì, l'ha proprio anticipato. Va in pressione sull'avversario. Dai, volta! Fortunatamente riparte il Bagnoli sulla destra, appoggio dietro al centrale e nuovamente giro palla alla ricerca di uno spazio. Si allunga, salta l'avversario diretto centrale, palla sul terzino che si appoggia sull'esterno, non si capiscono. Riparte Meneghello che cerca un dribbling nuovamente contratto, recupera palla Savioli che si appoggia su Rossi. Palla in verticale che stavolta passa ma lunga purtroppo. Rimessa lunga, cerca di intervenire Rovigo che per un attimo riconquista la palla ma riparte nuovamente il Bagnoli, interviene per un attimo Polichetti ma palla ancora sui piedi del Bagnoli che guadagna una rimessa laterale. Circolazione della palla, cerca l'appoggio del compagno, ben affrontato subito da Polichetti in pressing, continua il pressing alto da Rovigo ma esce bene, palla al piede Bagnoli, palla in verticale sulla punta, non si capiscono la punta con il terzino, palla fuori, Campione sulla palla sui piedi a Polichetti che si appoggia dietro, cerca di uscire palla al piede. Possesso palla del Rovigo che fa girare la palla. Parte il lancio in profondità su Campione che non riesce a controllare la palla, peccato. Buon inserimento, non ha trovato il tempo per il controllo. Cerca ora Rovigo di tenere alta la pressione. Palla lunga, Polichetti di testa verso Pantalin che affronta l'avversario diretto costringendolo al rinvio lungo, palla sull'out di destra, buono lo stop e l'inserimento del difensore e altrettanto rapida copertura del Rovigo che riesce a ripiegare e a contenere la ripartenza degli avversari. Buon dribbling, perde l'attimo il giocatore del Bagnoli per l'ultimo passaggio. Non sono precipitosi i ragazzi di Rovigo che trovano un buon fraseggio per uscire, palla al piede, palla sulla sinistra, punta l'avversario diretto, buono l'inserimento e altrettanto buona la copertura del difensore che si rifugia in calcio d'angolo. Bella azione. Bravi. Così va bene.
subito a centro area, parte il traversone, mettono fuori i ragazzi del Bagnoli, palla ancora in verticale che però finisce in rimessa laterale. Gioca la palla il Rovigo con una circolazione con i suoi difensori, palla su Rossi che restituisce a Zanca. Savioli, ancora Rossi, Savioli, buona la palla in profondità, inserimento del compagno che non viene premiato, si appoggia sul terzino che va a mettere la palla al centro, Paltani si appoggia, cerca qualcuno alle spalle, si sistema la palla, va al tiro, respinta per un attimo sui piedi, ancora la palla del Rovigo che cerca uno spazio, contratto, si lotta a centrocampo per la palla che ora viene lanciata in avanti, copertura di Scaranello che protegge la rimessa laterale. Va bene, va bene, va bene. Palla lunga, cerca di girarsi, riesce a girarsi, non trova il tempo per seguire il compagno, si inserisce Campion, buona la palla, ma manca il controllo, peccato. Buoni i tempi dell'inserimento, anche il passaggio di Rossi, purtroppo il controllo non è stato dei migliori. Esce palla al piede il Bagnoli, palla in verticale, Scaranello riesce a controllare la palla che viene messa giù ora dal Rovigo, ancora Rossi che guadagna metri, cerca una palla in verticale che non trova però nessun compagno. Chi sono i 2005 del Bagnoli? Il 2005? 2005, il numero 5 Piva Giovanni, il numero 9 Matteo Brigo. Appena in due. 2, sì. Anche noi in campo stasera ne abbiamo due, abbiamo Zago e Menegallo. Ah no, c'è anche Savioli. Mi ricordo più se 2005 o 2006. 2005 Savioli, Zago e Meneghello. Fuori gioco. Riparte il Rovigo. Savioli cerca la verticalizzazione sulla sinistra, buono l'anticipo di Scaranello che però non trova il compagno, riparte il Bagnoli, palla in verticale, ben sorvegliata da Fenzi. Zanca, Scaranello, cerca un appoggio al centro che però non lo trova, gira la palla su Rossi, si fa incontro Meneghello, ancora Rossi, esce Savioli, ancora Rossi. Come appunto la Fansala. Schiesaro, Zanca. Parte Meneghello, palla al piede, si fa incontro Polichetti, non viene servito, ora la palla per lui, Campion sulla destra, contratto in calcio d'angolo. Angolo! Almeno mi sembra angolo. No? No. Contro? L'ha deviata? Ma serviva la stata la mano? Vabbè, si vede che l'ha giocata a marcare.
Sale il Bagnoli sulla sinistra, palla dietro, cercano un giro a palla i ragazzi della squadra di casa. Ancora palla dietro, gli spazi sono abbastanza chiusi. Parte il lancio in profondità per il numero 7 che riesce a difendere la palla, si inserisce il numero 4, bella palla filtrante, buona difesa di Zanca. Dai Matti! Buona copertura. Calcio d'angolo. Perdono la marcatura del 5 che non colpisce. Savioli rilancia lungo, un po' lenta la risalita del Rovigo che non porta pressione. Guadagnano ora la metà campo, ancora pressione sul portatore di palla per indurlo a chiama alta la difesa. Rossi scivola purtroppo Polichetti sul rilancio sbagliato del portiere, prende fiducia il Bagnoli che cerca un lancio in avanti, lotta Rossi con l'avversario diretto, subisce un fallo. Buon calcio di punizione, buona difesa della palla, ora si fa incontro Savioli, ancora Rossi, Zanca si abbassa per ricevere palla ma viene servito Fenzi. Zanca si fa incontro Meneghello che non viene servito, giro palla verso Rossi, largo. Meneghello guadagna metri, palla in verticale verso Zago, si appoggia dietro su Scaranello, nuovamente palla in verticale per il compagno che controlla ma non riesce ad avanzare. Rossi, circolazione di palla del Rovigo che si è stabilito nella metà campo avversaria, alla ricerca di uno spazio, si cerca l'ennesima verticalizzazione, purtroppo palla lunga. Riparte il Bagnoli cercando di uscire a palla al piede. Campione controlla il pallone a uscire, si propone Rossi che viene puntualmente servito. Zanca, Scaranello. Rossi, Meneghello, movimento di Polichetti, la palla passa, contratto per un attimo. Polichetti chiede chiarimenti all'arbitro sul contatto venuto poco fa, l'arbitro ritiene che non fosse falloso, si continua a giocare, si prodiga in copertura Polichetti, bella giocata dei ragazzi del Bagnoli, scivolata infruttuosa di Rossi, palla ancora al Bagnoli, tiro in porta, centrale, nessun problema per Fenzi.
Uno contro uno, buono il numero del giocatore Rovigo che però sul terzo giocatore non riesce a saltarlo. Palla in verticale, viene deviata, si lancia in inseguimento, cerca il controllo, Zago lotta con l'avversario diretto che però ha la meglio. La palla resta in campo, subisce il fallo. Bravi, bravi, dai ragazzi. Sì, Biagio. Schisaro, forse? Sì. Sulla palla Rossi. Perché state al limite dell'area se la barriera è più in basso? Boh, attaccano la linea. Riparte il Bagnoli. Pericoloso, buonissima la copertura di Rossi che recupera la posizione intercettando un pericoloso pallone e lancia in profondità, la palla filtra, si fila Pietro Polichetti. Ha fischiato rigore e ammonizione l'arbitro. Chi lo tira? Credo che Rossi sembra andare sulla palla. Rossi tira il rigore. Sono frasi sentite già molto tempo. Rossi si sistema la palla, parte la rincorsa proprio sulla verticale del pallone, però ora si sistema, parte, va al tiro, deviato ma è gol! Sulla destra. Rewind. Il VAR dice che era rigore. Ragazzi, ne ha dati fuori gioco no altri. Il VAR comunque conferma che era rigore. Abbiamo fatto una partita contro rigori. Lamentele della tifoseria locale per il rigore che è stato concesso. Chiaramente sappiamo la difficoltà che ha il direttore di gara in queste categorie senza i guardalinee a supporto, quindi ci sta Solo quando guida si trasporta. che ci possono essere anche degli errori. Riparte il Bagnoli che cerca di manovrare, si lotta a centrocampo, intervento duro, pallone in verticale, fuori gioco. Fischiato, Sereni ha fischiato. Parte il palleggio del Bagnoli, ha spazio il numero 11 per ricevere palla, Rossi però fa buona guardia e difende, Polichetti sulla palla che però non la mette giù, a vantaggio di Meneghello, si inserisce con buon tempismo numero 5 avversario, palla in verticale, fuori gioco della punta avversaria. Fenzi, Zanca, palla su Scaranello che viene affrontato, controllo non felice, riesce a recuperare, palla dietro a Fenzi, Rossi, ancora Fenzi, si abbassa Savioli a recuperare palla, anzi Meneghello scusate che ora serve Savioli, si accentra, cerca un compagno, non esce in pressione il Bagnoli, Zanca ha il tempo di manovrare, chiaramente ora Rovigo ha dalla sua il vantaggio, non ha fretta, Rossi rilancio comunque lungo, accorcia
Scaranello, rimessa laterale, un giocatore a terra per il Rovigo. Approfittiamo. Palla in verticale, buona copertura della difesa che però non riesce ad uscire con la piede, recupera palla Pietro che cerca l'1 contro 1, si salva con un buon colpo di tacco il difensore centrale di Bagnoli che si appoggia al compagno, palla al terzino nuovamente ai difensori, buonissimo cambio gioco, cerca il terzino sinistro che guadagna metri, Meneghello cerca di recuperare la posizione, buono l'1 contro 1 buona copertura di Campion che recupera la palla, salta l'avversario diretto, si invola, cerca l'appoggio di un compagno, Polichetti non vede il compagno al centro, poteva essere un appoggio per Savioli che avrebbe potuto verticalizzare, sceglie di proteggere il possesso del pallone appoggiandolo all'indietro. Rimane alto Campion, sale Meneghello, Savioli affrontato l'avversario diretto, giro a palla del Rovigo. Riconquista palla il Bagnoli sulla linea di metà campo, cercano di verticalizzare ma non trovando spazi appoggiano dietro, cambio gioco un'altra volta sul terzino destro che ora cerca un compagno, non trova spazio, palla dietro. Continua il giro palla in verticale, buon tempismo per l'inserimento dell'esterno ma fa buona guardia Fenzi che appoggia a Rossi. Si inserisce Campione, Polichetti, Savio, no, Rossi scusate, Meneghello. Bravo Andrea. Non si fida Zanca di lanciare in profondità, si appoggia a Rossi, Bello. in verticale per Zago si appoggia dietro su Chiesaro, mi sembra. Sì. Palla al centro, non c'è nessuno, tiro di prima intenzione. Ci poteva stare, dai. Non ha fortuna. Ci serviva quel tocco di potenza in più. Aveva il tempo per stoppare la palla, ma ha preferito andare al tiro. Pressione sull'estremo difensore e per un attimo non fanno il patatrack, si salvano i ragazzi, continuano la pressione alta del Rovigo, fallo a favore del Bagnoli, ci sta, Sì, va buona bene. pressione. Bravo, 2008.
Oh ragazzi! Secondo me era buono. Palla dietro, Zanca non si avvede del fatto che Scaranello era pressato e gli appoggia la palla. Ora continua ad attaccare sulla destra il Bagnoli, palla in verticale, cercano il pallone in mezzo che filtra, per fortuna che c'è Rossi che riesce a intercettare la palla e servire il compagno. Cerca di ripartire Rovigo in velocità, buona palla al centro, cercano un buon fraseggio, si invola, batte l'avversario diretto in velocità, cerca il traversone. Buona copertura del centrale, il cross purtroppo è stato un po' debole, non è riuscito ad alzare il pallone per Siamo al i compagni che 37esimo. sopraggiungevano. Calcio d'angolo. Nuovamente i colpitori del Rovigo, cerca di farsi spazio, Rossi contro l'avversario diretto, palla sul primo palo che attraversa tutta l'area piccola ed è nuovamente calcio d'angolo. 2 su 2. 2 su 2. Dai ragazzi. Vediamo se questa volta riusciamo ad attaccare la palla con un po' più di Bello! cattiveria. Palla dentro! Miracolo del portiere! Era il campione! Ottimo intervento dell'estremo difensore su tiro di campione. Il champ, sì, peccato. Peccato, Ci peccato. stava il gol. Vai champ! Dai ragazzi! Continua a manovrare Rovigo, si fanno però trovare scoperti. Non si fida il numero 11 di servire il compagno sulla sinistra, prediligono il possesso del pallone, manovrano sulla metà campo, non c'è pressione sul centrocampista che avviene in questo momento, gioco rallentato, questo aiuta chiaramente Rovigo a riposizionarsi. Dialogano sullo stretto cercando uno spazio che non trovano, palla ora in verticale che però viene ben coperta da Zanca che lascia la palla a Scaranello per la rimessa laterale, palla lunga su Rossi. Una corsa dentro che Giro palla ancora del Rovigo, Scaranello, pressione dei ragazzi del Bagnoli, buona difesa del pallone da parte di Savioli, si appoggia su Polichetti che viene a prendere palla sulla tre quarti, Scaranello, Zanca, si fa nuovamente incontro Savioli, cercano uno spazio i ragazzi del Rovigo perché buona palla su Campion, buono il controllo, cerca un appoggio dietro, deviata, palla deviata dal
l'arbitro ha visto una deviazione, ottimo giro palla del Rovigo con l'inserimento di Campion che sullo stop a seguire salta molto bene l'avversario diretto proponendosi in area di rigore per uno scarico. Bellissima palla messa in mezzo, peccato. Comunque ci deve essere Lotta stata la deviazione. Scaranello, attenzione alle ripartenze. Savioli chiama Zanca a non uscire, un po' precipitosi qui i ragazzi del Bagnoli che avevano un'ottima opportunità per giocare in contropiede. Riconquista palla al Rovigo che però la perde, scivola l'attaccante Pietro. Palla nuovamente ai ragazzi del Bagnoli che con un altro cambio gioco cercano uno spazio, controllo con il petto, molto bene da parte di Scaranello che chiama l'uscita Fenzi. No dai, peccato cavoli. Rossi sulla palla, Meneghello che si abbassa a prendere possesso del pallone, ricomincia il giro palla del Rovigo che cerca di far uscire il Bagnoli che comunque non sembra intenzionato ad alzare il proprio baricentro, tutti difendono tutti dietro la palla. Si schierano quasi con un 5-4-1, molto attendisti, rischia Rossi un dribbling, nuovamente palla a Zanca, Scaranello, palla dietro a Fenzi, Rossi servito non al meglio da Fenzi, un po' compassati qui i ragazzi del possesso palla. Spizza la palla al numero 7 del Bagnoli, palla ancora alta, si cerca di mettere ordine, Rossi la copre e guadagna un fallo. Lo stesso Rossi si accinge al rinvio, si fa incontro, Savioli, erroraccio. Regaliamo palla, lotta Campion, palla su Polichetti che cerca di difendere la palla, cerca l'appoggio di un compagno, buono l'appoggio dietro su Rossi, giro palla, Zanca, si fa incontro, un compagno, buona la difesa di Schiesaro che poi rilancia in avanti sulla pressione avversaria. Palla all'estremo difensore del Bagnoli, buono l'anticipo di Scaranello che non trova un compagno. La deviazione è favorevole al Bagnoli. Fuori gioco abbastanza netto del numero 11 avversario, però bisogna stare attenti perché comunque era una palla pericolosa, se fosse inserito con i tempi giusti era da solo. 2 minuti all'incirca alla fine del primo tempo. Polichetti si riappoggia dietro Meneghello, Savioli non rischia, giro palla del Rovigo, Rossi che cerca il lancio, Peccato, fuori. impreciso però per il compagno. Manovra il Bagnoli, palla sul terzino che cerca un appoggio, buona copertura degli spazi dei ragazzi di Rovigo che obbligano il Bagnoli a giocare palla dietro, si fa incontro la punta, pressione ancora del Rovigo, palla dietro al numero 1 che rilancia lungo, Rossi, pallone a metà strada, esce, buona Zanca, fase un po' confusa, cerca di mettere ordine il Bagnoli, dribbling, salta bene l'avversario diretto, cercano l'1-2 al limite dell'area, l'ultimo tocco non gli riesce, cerca di uscire Rovigo,
palla e rimessa laterale. Finito in questo momento il tempo regolamentare, e siamo al 45esimo e quindi Non ho vediamo visto quanti alzare la minuti, mano no, per infatti, chiamare. anche perché non ci sono Sì, al di state, là sì, di quell'episodio sì che sì, era per il resto. forse un minuto, Mm. ma mi sembra abbia già il fischietto in bocca. Polichetti viene a prendere palla dietro, Rossi, Polichetti ancora, chiama palla, Zanca, fine primo tempo. Fine primo tempo. Ci rivediamo, facciamo un momento di pausa e ci vediamo fra un quarto d'ora. A più tardi.
Eccoci, siamo tornati per la ripresa del secondo tempo. I ragazzi sono già tutti in campo, l'arbitro sistema il cronometro. Il professore, prof Colichetti mi ha chiamato. Ah, la roba l'ho messa. Siamo pronti? Cosa stiamo aspettando? Forse c'era una palla in campo. No, c'era qualcosa. Ha portato qualcosa in panchina, non ho visto cosa. Ci siamo. Iniziato. E ricomincia Rovigo il palleggio. Zanca per Rossi che alza la testa, cerca subito un pallone in verticale per Polichetti, la palla passa, angolo. Questo è un intervento sì, un po' dubbio, però calcio d'acqua. Angolo. Dai che stavolta c'è un segno. Salgono i colpitori del Rovigo, come sempre il Bagnoli lascia due giocatori alti sugli esterni. Saliti Rossi, campione, palla sul primo palo, passa, va al tiro Polichetti, respinto dalla difesa che ora esce rapidamente per cercare il contropiede, cerca l'appoggio sul compagno, non ha fortuna, palla nuovamente in verticale, non intervengono, lascia il vantaggio l'arbitro, giustamente, era pronto a fischiare ma ha visto la palla sui piedi del portiere avversario che ora va a rinvio, bel calcio lungo, cerca di intervenire, attenzione, passaggio all'indietro, Zanca per Fenzi che lancia sulla sinistra, controllo infelice di Scaranello, palla fuori. Palla in verticale, ancora Scaranello, cercano di mettere a terra la palla, fallo di Zago. Che non controlla la sua... Gioca il Bagnoli, cercano di dialogare, buona palla sul lato di destra, traversone basso, mette fuori Rovigo, Zago rischia il fallo, cerca di andare via in velocità, buona copertura, sbracciano entrambi, l'arbitro ritiene che l'intervento di Zago fosse falloso. Diciamo che si sono abbracciati a vicenda, quindi Ti vuoi bene? ti voglio bene, esatto. Campione di testa a cercare Polichetti che affronta l'avversario, lotta, lascia giocare il direttore di gara. Anche perché uno rimane in piedi, allora non è fallo. Però Cercano il palleggio i ragazzi del Bagnoli, palla larga sull'esterno di destra, sale il terzino, inserimento del numero 10 che si accentra, palla bassa al limite dell'area, fa buona guardia Rossi che impedisce al giocatore di girarsi verso l'interno, palla dietro, palla in verticale, mette giù nuovamente il numero 5 che ora serve il 10 che si accentra, cerca l'appoggio del compagno al centro, pressione del Rovigo, ancora un'apertura sulla sinistra, buon giro palla in questo momento del Bagnoli, si accentra il centrocampista, palla dietro, tiro da lunghissima distanza, palla alta non di molto, non ci ha pensato un attimo, bella conclusione, fosse stata nello specchio probabilmente era anche molto pericolosa.
Rossi serve Savioli che ha il tempo di controllare, girarsi, sale, palla al piede, cerca una bella palla filtrante per Campion che si lancia nell'uno contro l'avversario diretto, guadagna una buona rimessa laterale, no, perché sulla respinta la palla viene deviata da lui stesso. Rilancio, palla al centro, lo recupera palla Rovigo, Polichetti non riesce a uscire, esce invece il centrale del Bagnoli, fase confusa, buona copertura di Campion, in te che è scivolato, ora sale, palla al piede, alza la testa alla ricerca di un compagno, si ferma, appoggia dietro per Meneghello, cerca ancora Campion ma sbaglia la misura del passaggio. Quasi pareggiavamo. Palleggio del Bagnoli che esce, palla al piede, palla in verticale, buona la copertura di Campion che serve Meneghello che sale, palla al piede, palla in verticale, palla a metà strada, lotta Zago con il terzino, si fa incontro il numero 10, accorcia Rovigo, porta pressione in avanti, non saltano per la palla dietro, Rossi non interviene, Campion gira palla dietro su Zanca a Fenzi. Va per il possesso della palla Rovigo, palla larga su Polichetti, palla difficile, la tiene in campo per un attimo, intervento rischioso dei ragazzi di Rovigo, fallo. Che rischio. Fallo perché fallo? Non capisco. Perché non ha fischiato Non quello c'è di stato prima. contatto, quindi Vabbè, non era lì, si vede che ha visto esatto. qualcosa che noi da Lascia- qua non vediamo. palla in verticale, Bravo Zanca. cerca il rilancio Rovigo, Polichetti vince ogni palo con l'avversario diretto, si invola verso la porta, entra in area, buona la copertura del difensore. Esce, riparte il Bagnoli sulla sinistra, palla al terzino, giro palla dietro, sale la pressione del Rovigo, fallo sul terzino. Cercano il lancio lungo nuovamente, non ci crede il numero 10 del Bagnoli che riesce a riconquistare un'ottima palla, salta l'avversario diretto, saltato Rossi, cade a terra e calcio d'angolo. Angolo. Qui sulla palla dietro del Bagnoli forse non abbiamo creduto, abbiamo concesso di rigirarsi quando sono girati, ci hanno puntati, ci hanno messo in difficoltà con la loro velocità, palla al centro, Mamma mia. Vai bene! libera palla Meneghello, lotta Polichetti, dagliela subito, palla buona, si invola, Meneghello tiro debole, finisce a terra, l'arbitro si sincera delle sue condizioni. Tutta la gasolina. La cassa porta via una volta. Ce l'abbiamo. Anche Si rialza Meneghello. Meneghello, riparte il Bagnoli, palla in verticale sulla sinistra, buona copertura di Rossi che si rifugia in rimessa laterale.
Resta a terra campione, probabilmente solo un pestone. Nel frattempo occasione per il Bagnoli, un tiro che però finisce a lato. Cambio nel file del Rovigo, esce Zago? No, 5 che 5? Rossi. Zanca? 5 Rossi. Sì. Entra. Probabilmente ha un problema il capitano. No, dai, magari vuole far giocare un po' tutti. Sì, sì, per carità può essere. Quindi esce il nostro capitano. Esce Luca. Ed entra Piccolo. C'è anche un cambio di posizione, Piccolo si mette sul centro-sinistra nel reparto difensivo, Zanca passa a destra, palla in verticale, buon appoggio di petto, si inserisce con buona corsa Scaramello, bello il pallone al centro, Polichetti riesce a controllare la palla, adesso però spalle alla porta, non riesce a girarsi, palla dietro, si allarga, palla a Meneghello, Meneghello cerca la verticalizzazione, Campion cerca di controllare il pallone, ci riesce, buona palla dietro per Meneghello, Meneghello, dialogano i ragazzi al limite dell'area, palla dietro, attenzione perché qui rischiamo la ripartenza, buona palla del Zanca, esce, perde un attimo l'attimo e Piccolo con buon tempismo esce e mette la palla in fallo laterale. Pericolosissima questa ripartenza. Sostituzione? Non ho visto che è uscito. Sì. È entrato il numero 15 ed è uscito, non ho visto chi, purtroppo. È entrato Mauro Moscardo, non abbiamo visto appunto chi è uscito. Bravo! Palla dietro, Zanca per Piccolo, ancora Zanca, Anche se ti scrive il gol, palla in verticale, buona l'idea. vai! Vai! Polichetti riesce nel controllo, cerca di girarsi, si accentra, va verso il centro del campo, salta un altro avversario, palla dietro, sale la pressione del Bagnoli, teniamo il possesso del pallone, No! palla in verticale, non si è capito con il compagno, Rovio! Il nostro tifoso numero 1. cerca un pallone in verticale, il Bagnoli fa buona copertura Campion sul rilancio, però la palla rimane da quelle parti, palla alta a liberare, buono il controllo di Polichetti che per un attimo riesce a controllare la palla, però poi gli viene soffiata, esce il terzino sinistro che cerca l'appoggio di un compagno, si lotta a centrocampo, la palla si impenna, attenzione alla pressione avversaria, controllo al limite, mette giù palla, buona palla in verticale e altrettanto buona la copertura del terzino del Bagnoli che mette in fallo laterale. Sostituzione. Esce il 10. Esce il 10, hai detto? Sì. Quindi esce Tommaso Zangirolami Ed entra il numero 16. ed entra Samuel Molon.
Scaranello sulla palla, cerca l'appoggio di un compagno, palla nuovamente in fallo laterale. Stavolta l'arbitro ritiene che ci sia stata una deviazione, quindi palla per il L'ho Bagnoli. visto un po' incerto. Entrambe le braccia. Forse non era nella posizione migliore, però Infatti. tant'è. Palla in verticale, Campion sorveglia la palla, rilancia in avanti di testa per Vai, Polichetti, Matte. prova ad inserirsi, non felice il primo controllo che Dai. favorisce la copertura dell'avversario. Perché ogni tanto allungo l'orecchio, no? Allora lo sento tutto. Non so più da mettere i piedi, veramente proprio. Cosa è successo? Non lo so. Rilancia Campion, Polichetti si gira, salta l'avversario diretto, ne salta un secondo, cerca l'appoggio su compagno, buona la palla in verticale, altrettanto buona la copertura dei difensori del portiere del Bagnoli, Sono stati bravi. che va a rilancio, palla lunga, cartellino giallo, sacrosanto. Ultima partita. Esatto. Piccolo si è fatto sorprendere dalla traiettoria della palla, convinto di riuscire ad anticipare l'avversario diretto. Una volta superato si è visto costretto a spendere il fallo e il cartellino. Chiede rispetto dei 9-15 direttore di gara, 3 uomini in barriera, parte il 15 del Bagnoli, palla centrale sopra la traversa, non impensierisce Fenzi. Bel tiro comunque, un peccato meglio per noi chiaramente. Noi sempre Forza Rovigo, però insomma. Attenzione alla pressione del Bagnoli che in questi ultimi minuti sta provando ad alzare il baricentro del gioco per trovare il pareggio. Buono l'anticipo del terzino del Bagnoli che col petto mette in fallo laterale. Abbassati. No! Rischiamo di regalare un pallone perché Zago sulla palla, difende palla, lotta Piccolo sulla palla e concede la rimessa laterale. Saltato secco Scaranello, messa la palla al centro, buona la parata di Fenzi. Ragazzolina. Madonna. Bellissima conclusione, potente ma centrale. Fenzi sulla palla, cercano l'appoggio di Piccolo. Abbassati. Vieni su! Piccolo cerca un lancio in profondità, controlla il Rovigo, palla in verticale, Polichetti cerca il controllo, non gli riesce, palla in verticale, ci facciamo sorprendere, dove va? Fenzi lascia la porta sguarnita, ha cercato...
salva il Rovigo, rischiosissimo l'intervento di Fenzi che aveva valutato di riuscire ad arrivare in tempo sulla palla. Assalto in piena regola del calcia via la palla, fallo dubbio concesso dal direttore di gara. A lui il fischietto in bocca. In questi ultimi minuti comunque il Bagnoli si è piazzato nella metacampo del Rovigo e fatica ad uscire, hanno alzato decisamente il baricentro del loro gioco. Attenzione ragazzi, siamo messi male, l'uomo libero. Non ci accorgiamo che il numero 18 era completamente libero a lato della barriera. Continua il Rovigo a provare a manovrare con la palla bassa, piccolo trattenuta per la maglia. Se il metro in giudizio fosse stato lo stesso di prima ci stava un altro cartellino che questa volta ritiene di non esporre. Bravo! Aiuta Bianca. Ancora! Palla sull'esterno, rientra, cerca movimento di un compagno, palla in verticale, si lotta per la riconquista. Faltani viene saltato dall'avversario diretto che cerca un traversone, palla bassa, Fenzi fa buona guardia su questo pallone filtrante. Buon rilancio di Fenzi, Polichetti non riesce nel controllo, però lotta con l'avversario diretto, una leggera spallata che l'arbitro ritiene di sanzionare con un calcio di punizione. Vedo dei cambi pronti anche per il Rovigo. Attenzione, libero, miracolo di Fenzi, ci siamo fatti trovare scoperti e fortunatamente Fenzi riesce con un intervento miracoloso a negare al numero 7 avversario 2 sostituzioni per il Rovigo. Mattia Donato si era trovato da solo davanti al portiere, ha cercato di piazzare la palla bassa, ma ottimo Esce intervento. il numero 8 Schiesaro ed il numero 10 Meneghello. 8 e 10 ed entrano, da quello che vedo qui così, mi sembrano Pellegrini, questo che è appena entrato, e Pasqualotto. No, rimessi. Si riparte con una rimessa laterale per il Bagnoli, palla al centro dell'area spizzata, cerca un appoggio, va al traversone mal calibrato, si perde a fondo campo la palla. Fenzi si prepara al rinvio, buon calcio, non attacchiamo la palla che viene presa dal Bagnoli, i due lunghi del Bagnoli si avventano sul pallone, non si fida Zanca della pressione avversaria, si mette la palla in fallo laterale, rimessa del Bagnoli, traversone basso. Non copriamo mai il portiere. Palla lunga di Fenzi, cerca il controllo,
Diciamo che siamo entrati in campo forse troppo rilassati nel secondo tempo. Ma sicuramente loro E loro cercano hanno- il pareggio, Beh, quindi si sono certo. buttati in avanti. Stiamo facendo fatica anche sul palleggio a venire fuori. Si accentra Mamma mia! palla, Bravo, ottima Franci! parata di Fenzi ancora una volta che sul tiro cross del numero 18 si distende e mette in calcio d'angolo. Forcing del Bagnoli alla ricerca del gol del pari, salgono i lunghi, palla sul primo palo, Mamma. ancora una volta la palla passa, cerca il controllo, buono il controllo di Zago, l'arbitro non ritiene che l'intervento fosse falloso, lascia giocare, palla in verticale, contratta, rimpallo nuovamente, ancora il Bagnoli in avanti. Giro palla, palla sul terzino destro che cerca un traversone, messa fuori, salgono in pressione dei ragazzi di Rovigo, palla centrale, rigore. Sul tiro gli è arrivato addosso, ci sta, ci sta, è fallo anche se la palla è lontana e colpisce l'avversario, è fallo, quindi ci sta anche quello come fallo, Io ho visto, e lo potete. Sì, ma ho l'impressione che facciamo fatica a coprire il portiere, non abbiamo l'attitudine a coprire il portiere. Sì. No, ma proprio la forma mentis, non li vedo mai andare a coprire il portiere. E qua purtroppo gli è scappata, se sei lì e ci arrivi prima tu, il rigore non viene fuori. Sì. È andato a fare la parata, è andato addosso. Rigore. Ma si è fatto anche male chi? Sai che tempo? Ma non è che hanno chiamato rigore? Anch'io l'ho visto messo così, scusate. No, ma quando ha indicato in basso, Non è rigore. ha indicato rimessa dal fondo. Sì, nostra. No, scusate, però l'indicazione dell'arbitro è stata ambigua, quindi avevamo capito tutti rigore e invece Uno dei nostri. sostituzione sempre per il Rovigo, esce Campion ed entra Gardina. Dai Franci! Sale anche un po' di vento che complica i rilanci lunghi. Palla lunga, riesce a deviarla per un attimo, si cerca il rilancio lungo, no. Esce Zago perde un tempo di gioco, palla buona per Meneghello Valti, non trova la porta. E comunque era in fuorigioco secondo me. Era al limite, non so se fosse fuori gioco, sicuramente Era comunque... ha sbagliato il tempo di gioco, quello. doveva darla prima. Ecco. Questo chiaramente mette in difficoltà. Palla in verticale, attaccano lo spazio, cerca la palla al centro, superiorità sul secondo palo, buona la copertura di testa di Gardina, Sì. che poi Bravo Cardina! rischia un intervento sull'out. Sostituzione per il Bagnoli. Sicuramente prima
Ci È stava entrato di il passare 17. il pallone un attimo prima, anche per evitare il fuorigioco. È entrato il 17 il Bagnoli, sai. Tiro. Ci stanno provando in ogni Sì, modo. ci credono, ci stanno provando esatto, in tutti i modi. Andiamo, portali su. C'è una voragine in mezzo al campo, ma oltre a Fenzi nessun altro può rinviare. Solo Fenzi rinvia. Bravo! Dietro. Bravo Garda! Mette giù palla Polichetti che cerca di girarsi con l'avversario diretto, cenno di reazione. Diciamo che buona questa ripartenza di Polichetti che prende un fallo. Subiamo sicuramente la fisicità dei centrali del Bagnoli. Si inserisce Gardina, cerca di battere in velocità l'avversario diretto, niente, sembrava che ci fosse riuscito, palla sul fondo. Dai Bagnoli. 13 minuti più o meno. 15 alla fine? No, 13. Ah, 13. 13-14. Non porta pressione. Calcia. Bravo Franci. Fenzi, buono il palleggio. Pellegrini salta l'avversario diretto, si allarga. Polichetti, buono il traversone. Mette giù palla, cerca un compagno. 1, 2, niente, si gira, buono il dribbling, va al tiro, bellissima l'idea, buona l'azione, finta di entrare per il cross, dribbling sull'esterno e poi sinistro sul secondo palo che però non ha fortuna e non trova lo specchio. Buona l'idea. Bravo Pelle. Non portiamo pressione sul portatore di palla che al tempo di cercare il compagno arriva la copertura di Scarnello, rimessa laterale. Va la rimessa lunga, no, giocano corto, cercano il fraseggio. Ben attento, che arriva! Perché? Bah. Non è vero, da qua. Bah. Palla lunga. Dai. Ecco la rimessa, riusciamo a riconquistare palla. Palla netta, riesce a vincere il rimpallo 2 volte e cerca la conclusione, non si avvede della presenza di 2 compagni che potevano essere in buona posizione. La seconda volta ha preso la palla, la prima volta no. Ok. Diciamo che il secondo dribbling era meglio passare il pallone, alle volte portiamo un po' troppo la palla, buona la copertura di Scaranello che prende anche un calcio dall'avversario, nel rilancio guadagna la rimessa laterale, assist, palla in verticale, cerca di superare l'avversario diretto, non ci riesce, rimessa per il Bagnoli. Palle perse in questo secondo tempo.
non salta, Scaranello non salta neanche. Nel frattempo vediamo che palla in verticale, buona la palla per Polichetti questa volta a sinistro, grandissimo intervento del numero 1 del Bagnoli che nega il raddoppio al Rovigo, ottima parata, è rimasto in piedi fino all'ultimo. È stato bravo, È chiuso stato bene bravo, è stato bravo. lo specchio della porta e lo spazio all'attaccante. Giro palla del Rovigo, attenzione ragazzi, attenzione, siamo un po' troppo confidenti. No, ragazzi, dai. Buona la palla in verticale, non riesce a difenderla, Polichetti si lotta sulla destra, rimessa laterale. Punizione o rimessa, non capisco. A che rischi? Punizione. Punizione? Tienili su, tienili su. State su. Tienili su, niente, roviniamo in area. Oh madonna. E l'ha presa lui, perché la guardiamo, non attacchiamo la palla e ci esponiamo a questi rischi. Numero 5 avversario oramai stabilmente in posizione di centravanti, alla ricerca di un pallone alto. Non riusciamo a ottenere palla. Zago si appoggia. Guarda Savio. Palla in verticale ancora una volta, palla che filtra. Sinceramente questo non ho idea. Non ho idea di come possa aver visto il fuorigioco, però tant'è. Quantomeno il giocatore che è intervenuto, che mi sembrava Polichetti, partiva da dietro, forse l'altro era fuorigioco sulla partenza, però disinteressandosi della palla era diventato passivo, però No. si appoggia. Bravo, va bene, va bene, va bene. Alla ricerca di un fallo, ma È stato bravo Zanca. è riuscito a saltare, ha cercato comunque la palla di testa. Buono rinvio di Fenzi, non andiamo per la palla, cade Zanca, Gardina, ping pong, prova Polichetti a lanciarsi, batte in velocità l'avversario diretto, buono il traversone, però buona anche la copertura dei difensori del Bagnoli che cercano di ripartire, palla a centrocampo, dialogano 1-2 sull'out di sinistra, nuovo lancio al centro per cambio gioco, possibilità di contropiede per il Rovigo, parte Pellegrini che serve Zago, Zago va verso la bandierina, fa salire la squadra, intelligente giocata del numero 9 del Rovigo che ingaggia un 1 contro 1 con l'avversario diretto, cercano un 1-2, riesce per un attimo a riconquistare palla, l'arbitro non ritiene l'intervento falloso, non comunicano dovere i difensori del Rovigo, opportunità per il Bagnoli sprecata, purtroppo sbaglia il controllo allungandosi la palla e il Rovigo riesce a coprire. Si spende come sempre Pietro in copertura per dare supporto ai compagni, palla in verticale che filtra, esce Fenzi sulla pressione del numero 5 avversario che andava alla ricerca della palla. Bravo Francesco. Rilancio lungo sulla sinistra, fatichiamo sui rilanci e sulle ripartenze.
Salire ragazzi. Dai ragazzi! Palla lunga ancora una volta che filtra. Perché così? Calma, ragazzi. Libera. Piccolo. Agla mette lunga. Dialogano gli esterni del Bagnoli, ma riesce ad intervenire Scaranello. Palla fuori. Ottimo intervento del difensore del Rovigo e rilancio verso palla sull'esterno, palla deviata a calcio d'angolo. Sale anche il numero 1 avversario che va sul primo palo, la palla non passa. Ora si precipita per rientrare in porta. I ragazzi del Rovigo sono troppo precipitosi nel controllo del pallone e non approfittano dell'opportunità concessa dal numero 1 avversario finché stava rientrando. Palla lunga, Zago va sulla palla. Riparte il Bagnoli, sbagliano sul palleggio Pellegrini, palla per Gardina, Polichetti che si appoggia dietro, possesso palla del Rovigo, Savioli, ancora palleggio sul lato di destra, cercano un fraseggio, buona l'azione, palla bassa dei ragazzi del Rovigo. Fa buona copertura al centrale del Bagnoli e fallo del Rovigo. Riparte il Bagnoli con un ennesimo lancio lungo. Savioli non si fida a mettere giù la palla. Savioli si gira, salta l'avversario diretto. La palla esce, rimessa per il Rovigo. Palla che passa, libera il Bagnoli, palla lunga, fa buona difesa il Rovigo, rilancio lungo nuovamente, palla fuori. Gardina sulla palla per la rimessa, cercherà velocemente un compagno, palla lunga verso Polichetti che ingaggia l'1 contro 1 con l'avversario diretto, guadagna un prezioso calcio di punizione che permette alla squadra di risalire. Si soffre sempre. Palla in verticale, la palla viene messa fuori dai difensori del Bagnoli, rimessa per il Rovigo, Scaranello sul pallone. Ammonito Savioli, non andate giù ragazzi, non andate giù. Tienili alti. Tirala qui qua!
Al limite dell'area tutti i giocatori, palla messa fuori, tutti in avanti i giocatori del Bagnoli alla ricerca del gol del pari, palla al centro, palla che filtra, Fenzi la controlla a uscire e si appresta al rinvio. 4 minuti, il direttore di gara chiama 4 minuti di recupero. Concede l'ennesimo calcio d'angolo Rovigo sul forcing del Bagnoli. Sale nuovamente il numero 1 avversario, palla lunga, il portiere! palla che attraversa nuovamente tutto lo specchio della porta. Calma. Un po' di calma. Arriva qua C'è la la palla. palla in campo. Buono il colpo di testa di Angelo Pascolotto, palla in verticale, Pietro ingaggia un 1 contro 1 con l'avversario diretto, per un attimo riesce a passargli davanti ma non riesce a controllare la palla, ancora palla alta, cerca Pascolotto, viene colpito, no, Savioli viene colpito da un avversario nel tentativo di controllare il pallone, guadagna un preziosissimo calcio di punizione quando sono trascorsi circa 2 minuti dei 4 concessi di recupero. Palla in verticale per il Rovigo, palla dentro, fuori gioco, viene ravvisato un fuorigioco, non siamo, palla lunga, riesce la copertura ai centrali del Rovigo, ruba palla il Rovigo e guadagna una preziosissima rimessa laterale all'altezza dell'area di rigore. Ragazzi! Palla al centro dell'area di rigore, controlla la palla Polichetti che va verso la bandierina nel tentativo di difendere il pallone, non riesce a difenderla ed è rimessa dal fondo per il Bagnoli che andrà a rinvio lungo. Ottimo il rinvio del portiere e altrettanto buona la copertura di Piccolo. Un minuto. Si accentra, va al tiro e ottimo intervento di Fenzi. Che si appresta ora al rinvio, guadagna qualche istante, buono il rinvio, palla alta che probabilmente potrebbe passare. La tua pelle, Appoggiati tienila. sul compagno, Pellegrini cerca l'1 contro 1, va a terra. Oh! Sì, è nostra. Fallo E Pelle, questa è la sua discutibile. mattonella. Pellegrini nel tentativo di difendere la palla è finito a terra e precludendo la possibilità al difensore del Bagnoli di intervenire, a quel punto il direttore di gara ha ritenuto che il fallo fosse a favore del Rovigo. E questa è la mattonella di Pellegrini. Questa è la mattonella di Pellegrini? Dai. Vediamo, 3 in barriera, rincorsa corta, Ammazza il piede. la gioca, l'arbitro
non si vede di essere nel mezzo dell'azione. Zago va verso la bandierina a sua volta, si appoggia su Pellegrini, buon Scodella, Zago, la palla riparte, il Bagnoli si mette per l'ultimo intervento. Ottimo l'intervento difensivo Bravi, ragazzi. piccolo e finisce la partita. Bravi ragazzi. Bravi! Sofferta come sempre, Mamma mia, mai una partita che sia serena. crampi per qualcuno Per Zanca. dei ragazzi. Bravi ragazzi. Beh, Buona partita. è andata ragazzi. Buona partita, bravi per la tenacia, per la resistenza. E faccio i complimenti a tutti, al mister. Questa era l'ultima partita di campionato per questa stagione. Non so se riprenderemo qualche torneo in giro per i Polesine, ma nel caso vedrete su Facebook e Instagram i nostri annunci. Quindi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi auguriamo buonanotte, un buon 25 aprile. Un saluto e ringraziamento da Cinzia e Marco e da Urca Network. Ciao a tutti. Aspettiamo a vedere, scusate i ragazzi forse ci salutano. E anche Pantanelli. Niente, saluto dei ragazzi, quindi di nuovo buonanotte, alla prossima stagione.